Ciao a tutti carissimi amici del Go. Allora, siete pronti per la prossima settimana dove ci incontreremo a Punta Gro? Spero di sì. Approfitto un attimino quindi per dire a tutti gli indecisi e a chi non mi abbia ancora scritto a questo indirizzo email appunto di scrivermi per ricevere le informazioni logistiche per trovarci appunto la settimana prossima. Questo video, quindi oltre per ricordare questo nostro appuntamento, anche per annunciarvi una bella novità e anche una bella opportunità dal mio punto di vista. A seguito di alcuni contatti che ho avuto l'onore di ricevere dalla Federazione Italiana Gioco Go, abbiamo per l'appunto deciso di intraprendere un percorso di collaborazione. Per chi non lo sapesse, la Federazione Italiana Gioco Go è l'unica federazione che rappresenta il Go in Italia ed è l'unica anche che è riconosciuta a livello internazionale per accedere appunto a tornei importanti come appunto il campionato italiano e anche i campionati mondiali. Che vantaggi avrebbe quindi una persona che decidesse di iscriversi alla Federazione Italiana Gioco Go? Beh, innanzitutto quello di poter accedere a tutti i tornei che la federazione organizza. Tutti questi tornei nel corso del loro svolgimento o nell'arco appunto di un anno danno determinati punteggi e chi ottiene i punteggi maggiori potrebbe avere quindi poi accesso parzialmente spesato dalla federazione, potrebbe avere accesso ai campionati mondiali che si tengono in Giappone ed in Corea. Quindi un grossissimo onore, un grandissimo vantaggio. Si potrebbe accedere quindi anche al campionato italiano online. Ci sono anche dei servizi che la federazione mette a disposizione come il servizio di review. Ci sono anche degli sconti per degli eventi a livello nazionale che si svolgono in giro per l'Italia e anche delle sovvenzioni per determinati altri eventi quali corsi per istruttori e quant'altro. Chi di voi quindi avesse cominciato a uscire fuori un po' dall'aspetto più diciamo iniziatico del Go, dove si cerca di capire quali sono le regole principali e cominci anche a comportarsi un po' bene giocando magari online o magari all'interno del proprio club, può sicuramente farci un pensierino perché avrebbe l'opportunità di entrare in un ambiente molto sfidante e giocare quindi in tornei con persone che ne sanno magari un po' più di lui e quindi potrebbe essere anche un ottimo stimolo per crescere. Come vi dissi qualche video fa, Yakusen Renma, no? 100 battaglie forgiano la bravura di un guerriero. Più partite giochiamo, più bravi diventiamo, ma se queste partite le giochiamo anche all'interno di un contesto ufficiale come quello che può essere un torneo organizzato da una grande federazione come appunto la Federazione Italiana Gioco Go, sicuramente avremo un temperamento molto più risoluto e anche se dovessimo perdere le nostre partite avremo sicuramente di fronte una persona molto preparata che ci potrebbe aiutare a capire quali sono i nostri difetti e correggerceli, e giocando sempre di più riusciremo a diventare molto bravi e perché no magari riuscire anche ad andare in Giappone e a vincere anche il campionato amatore. Grazie quindi ancora per l'attenzione. Vi lascio in descrizione quindi il link della federazione. La Federazione Italiana Gioco Go ha anche lei stessa un canale YouTube alla quale io non voglio assolutamente sostituirmi perché è fatto comunque da persone molto preparate che trattano con dei video peraltro molto interessanti, forse un po' più concisi di quelli che potrei fare io che sono magari un po' più discorsivo, mi piace di più anche un po' l'aspetto filosofico, ma molto utili e fatte da persone molto competenti. Grazie ancora quindi per l'attenzione, ci vediamo a Punta Gro la settimana prossima e dopo la settimana prossima sto lavorando al mio prossimo video sui Joseki che richiede un po' di impegno e un po' di tempo, per cui la gestazione è un po' lunghetta, ma abbiate pazienza che arriverà sicuramente. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo. Ciao a tutti!